Infermiera del pronto soccorso di Mestre aggredita 2 giorni fa da paziente psichiatrico che le provoca la frattura di una rotula e 2 mesi di prognosi. Per il sindacato episodio inaccettabile. C'è un problema che è legato certamente alla specificità di questo paziente che è un paziente psichiatrico, però non ci dimentichiamo che ci sono state altre situazioni anche di recente, c'è stata un'aggressione a un'infermiera che si è rotta un polso, c'è stata un'aggressione a un infermiere alto più di 1,90 m che è stato graffiato su tutto il corpo da un utente che aveva un codice bianco, per cui ecco, non credo che rientri nel compito degli infermieri perché rientra nel compito della pubblica sicurezza vigilare su queste cose. Immediata la replica dell'ULSS 3 Serenissima, abbassare i toni, siamo vicini all'infermiera e agli altri operatori che hanno subito aggressioni. Così il primario del pronto soccorso dell'Angelo, la dottoressa Mara Rosada, d'accordo con lei anche il direttore generale della ULSS veneziana Giuseppe Dalbenne. Ribadiamo l'impegno dell'ULSS 3 Serenissima verso il pronto soccorso di Mestre, nato piccolo, dice, e ben presto rivelatosi insufficiente. Con il sostegno della Regione Veneto si è investito molto e sono in corso importanti lavori di ristrutturazione a dimostrazione del pieno impegno anche in tema di infrastrutture verso le necessità dei cittadini. Parole del numero 1 dell'ULSS veneziana con il sindacato dello stesso avviso. Il personale lavora in pesantissimo sotto-organico, ci auguriamo che la Regione si attivi per concludere tutte le procedure per la copertura dei posti vacanti, c'è un'avvertenza importante in questo senso in Regione, proprio conclusasi con un protocollo d'intesa di lunedì scorso, perché se il personale è adeguato vengono date risposte soddisfacenti al cittadino, altrimenti queste situazioni rischiano di verificarsi sempre più spesso.